Nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo, abbiamo riscontrato una gravissima manomissione del banco marnoso della Scala dei Turchi, in territorio di Realmonte. Questa è la nuova agghiacciante segnalazione di Maria Amica Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo. Le immagini parlano. Una lunga serie di fori, paralleli e prossimi alla linea di intersezione tra le sabbie e la roccia sedimentaria, che costituisce la gradonata della Scala dei Turchi, proprio all'entrata del notissimo sito che è annoverato tra le più belle opere d'arte naturali del mondo, candidata ad essere patrimonio dell'intera umanità. Maria Amico spiega che si tratta di fori verticali, tutti uguali, del diametro di 3 cm e della profondità compresa fra 3 e 5 cm, lì a fare brutta mostra di sé. Uno scempio, sottolinea l'associazione ambientalista che prosegue. Immancabile e quasi scontata la domanda: chi è stato, per quale ragione è stato fatto tutto ciò? Non è altrettanto scontata la risposta. Nessuna autorità preposta alla tutela del bene sembra che abbia concesso alcuna autorizzazione. Scartando l'ipotesi di uno sfregio volontario in un monumento di naturale inestimabile bellezza, dopo aver effettuato un attento esame ravvicinato dei fori, l'ipotesi più realistica è che si tratti di un prelievo di campioni per il carotaggio, uno studio, una ricerca, un'analisi, motivi scientifici. Se così fosse, siamo al paradigma, sottolinea incredula l'associazione ambientalista, che la scienza può violentare e deturpare la natura e le sue bellezze. E ci viene da chiedere: ma perché proprio lì? Perché in quel modo? E poi ancora domande. Non si chiede il permesso da alcuno per deturpare un monumento naturale, non si avverte la necessità di ripristinare il sito. La verità, concludono, è che alla Scala dei Turchi nessuno controlla nulla e può accadere di tutto.